Già lo scorso fine dicembre la Confcommercio San Donaiesolo intervenne a seguito di importi definiti mostruosi della Tari, mostruosi specie se rapportati ai reali giorni di attività delle imprese. Oggi l'associazione torna alla carica alla luce degli aumenti delle bollette e della tassa sui rifiuti. Abbiamo avuto i parametri l'altro giorno e veramente sono spaventosi. Ci sono località che dovranno pagare cifre esorbitanti. Faccio un esempio per tutti: San Donà avrà un 30% di aumento, quindi stiamo veramente parlando di cifre consistenti sia per i cittadini ma anche per le imprese, che sono quelle che pagano grossa parte di questa tariffa. All'aumento del 30% a San Dono di Piave si affiancano il 25% circa a Fossalta di Piave, il 14% a Cavallino Treporti, il 12% a Quarto d'Altino e l'11% a Meolo. Capiamo perfettamente che ARERA ha cambiato i parametri, ha cambiato il sistema di ammortamento dei beni materiali, lo capiamo perfettamente, ma in questo momento dove tutti si aspettavano che ci sarebbero stati degli sconti, proporre degli aumenti di questo tipo veramente mi sembra fuori luogo e assolutamente intollerabile. A San Donà, si chiede la Confcommercio, una famiglia inquina un terzo in più dell'anno scorso? Vorremmo capire, chiedono dall'associazione, come si giustificano questi aumenti e non escludiamo un'impugnazione delle nuove tariffe. Alcuni sindaci con i quali abbiamo già parlato hanno capito le difficoltà e ci sembra stanno intervenendo, ma lasciamo a loro il momento di decidere quanto, come e come interverranno. Però hanno questa sensibilità. Vorremmo che tutti i sindaci del nostro mandamento avessero questo tipo di sensibilità.